Potrebbe esserci anche il sindaco di Treviso Giovanni Manildo nella nuova segreteria nazionale del Partito Democratico. La svolta potrebbe arrivare verso la fine di gennaio, quando a Rimini ci sarà la riunione di tutti gli amministratori locali del PD. La svolta verso il basso è conseguenza del voto referendario e dell'analisi che ha visto il PD perdere consensi, in particolare in Veneto. Da qui l'idea di rappresentanze proprio da quelle zone dove bisognerà ricostruire il rapporto con gli elettori, in vista sicuramente delle prossime amministrative, ma anche di un possibile voto politico in primavera. Proprio perché lavorando con le persone in mezzo ai veri problemi si ha un po' più il termometro di quelle che sono effettivamente le priorità che un partito deve cercare di soddisfare e sulle quali deve cercare di elaborare un progetto, una visione d'Italia, quindi penso che sia il modo giusto per ripartire. Democratici che nella Marca in particolare sono al terzo risultato in discesa sul consenso elettorale, dalle regionali alle ultime amministrative fino ad arrivare a quella che alcuni esponenti del partito hanno definito la Caporetto del referendum costituzionale. Tutti risultati che mettono sotto esame la segreteria e i circoli. Penso che dobbiamo avere un forte contatto con i cittadini e cercare di capire dove in qualche modo abbiamo tutti quanti insieme sbagliato. Non penso che ci sia, come non c'è mai un vincitore da solo, non c'è mai un perdente da solo. Sindaco che pur non sbilanciandosi si mette a disposizione del segretario Renzi. Se glielo chiedono va in direzione. Ma io lavoro benissimo a livello amministrativo, sono felicissimo di fare il sindaco della città e il mio lavoro è questo, poi il contributo lo dobbiamo dare tutti quanti insieme.